chiavi sono qua, sì, le chiavi sono in tasca, sì, in tasca sono qui, quindi si sta che in automatico quando noi partiamo abbiamo la chiave della cintura di salita. Abbiamo la telecamera e così questa è una vettura super accessoriata, quindi sono 2 da cavalli. Manuale, 6 marce. Devi porre 9. E la Sina non siete passati alla Sina? Io l'ho Non mai cosa avete combinato con la Sina? io Hanno 2. Poi ci andiamo adesso verso Trieste, quindi a sinistra, e al bivio ci andiamo a sinistra. non vado assolutamente la cosa più difficile. È un po' più difficile. Poi sei dove sono? Io di Prato, del mio cazzo. Ci andiamo a sinistra. Sì. La conosco perché sono di quella. Conosco bene la zona, ho lavorato anche su Secca. Conosco tutti lavorando qui in anni lì. Parliamo sempre di non è che lavoriamo sempre qui adesso 7 mesi. 6 marce, l'8 marce è ci va a 180, 210 cavalli. La motorizzazione di benzina, anche quella che stanno pensando su che motorizzazione farla, e poi c'è qua vado dritto, qua sempre dritto e poi tagliamo la destra perché andiamo, usciamo. Tagliamoci da sinistra, così faccio veloce. Qui dove siete? Oltre alle caratteristiche più importanti il comportamento della strada, sospensioni in alluminio, supporto motore in alluminio, cofre in alluminio, ieri parafanni in alluminio, perché hanno lavorato sul peso. Lavorando sul peso significa che sul comportamento stradale in questa vettura parte il discorso dei controlli di stabilità che su questa vettura danno far sì che la vettura abbia una piacere di guidare senza danno, perché hanno questa caratteristica. Hanno lavorato anche sulla qualità dei materiali per avvicinarsi su quelle che sono altre motovetture che hanno magari delle cose che non hanno queste particolarità sulla stabilità, sui mezzi, perché hanno un altro concetto di guida. La macchina si sta avvicinando a quelle che sono vetture che ma diciamo questa qui è la partenza di un prodotto Alfa Romeo proprio importante. E Alfa Romeo adesso sta completamente nel mercato, qualità e quei particolari che è sempre la distinta. L'autovettura che dopo 85 è entrata sul posteriore, logicamente c'è questa cosa in più che magari all'appassionato sulla guida si sente lo dico perché poi qui c'è posteriore, adesso l'utente medio c'è un'altra guida, quindi qui con il discorso dei controlli di stabilità questo effetto si sente e girando così tutti i giorni, però sì, però non sembra di girare tutti i giorni.
però c'è sempre un controllo che è sempre all'inizio del caso, quindi non ci siano problematiche. Questa è la partenza di questa tubatura posteriore, poi si muove un giubbetto posteriore, che ormai c'è questa viene sempre, cioè, a fine prossimo. Quest'anno viene presentata ai concessionari la Stelvio, che sarà l'autovettura sport utility, ma di quello che hanno scelto i tempi, che è stato questo il tempo. Sono andati quelli attuali, sì. Sì, Non sapevano ancora perché hanno detto non si sa, ti dico non si sa. Di quello ufficiale non c'è scritto, però sono a Torino 3 settimane fa ed abbiamo visto tutte le prefetture, tutte le prefetture che usciranno, tra cui anche quest'anno. Non ho fatto, però stanno già lavorando su quello. E questa mattina sono andato a capire che siete appassionati al Foro Io, questa mattina, ieri e l'altro ieri, sono venuti invece di Abruzzo, a destra, facciamo il giro, usciamo. No, quindi sono andare a sinistra? Questa copertura è controllata e adesso Sono contromano adesso. e quindi bisogna tornare indietro. L'incrocio sta non sarebbe dovuto mettere proprio perché sennò ci sarebbe il discorso Più tiro ai bassi che gli altri che aspettano il contrario, mi ho trovato la mia che si si sente tanto si sta. stavo dicendo che c'è il controllo sono arrivati alla testa subito 25 minuti di test subito arrivato quindi quello che poi avete visto l'attivazione è stata fatta scusa 25 minuti motore Romeo ieri hanno chiesto se c'è stato stamattina sono particolari sentiamo c'è da ricordare perché logicamente come sto dicendo il progetto Giulia è un progetto controllato dove tutto adesso le vicine sono preparate per essere pronte anche a gestire la cultura ma lo fanno già in anticipo
Pronto? No, no. No, perché io ho la valigia del mio quando dentro. Ma in 2 minuti siamo arrivati. Sì, sì, sì. Perché non si vede. Quindi dico, una cosa che non è mai successa, nel senso che ci sia questa attenzione che dai vertici e su tutto quello che sarà la costruzione di questa, che fortunatamente dopo non tempo Alfa Romeo e il marchio che avrà il sostegno investimento. Bella cosa anche per gli appassionati che magari qualche volta non ho sofferto certe cose che sono andate bene. No, diciamo che i prodotti Alfa Romeo secondo me Sì, io non mi sono mai reso conto, probabilmente magari certe scelte, certe cose, ma non se ne vanno. dico che comunque Alfa Romeo sembra tutto secondo me rispetto ad altri, poi bisogna essere se qui cerca dico qua siamo molto bene, se qui cerca i dettagli per dire ecco, una volta era un po' meno attenta a questo e quindi motore esterno sospensioni, quindi c'è sempre stato più un discorso di sensazione di guida. Qui ci sono sensazioni di guida assolute e ancora di più esaltate dalla ricerca dei materiali, di peso, ma anche e un bel viaggiare anche su tratti particolari per cercare di avere l'energia. Voglio mantenerlo, non è che dico dopo lo posso uscire, c'è questo, logicamente ci saranno circa 600 macchine, 700 macchine su motore di 10. Sì. Questo comunque è il test, diciamo, più importante, che è quello dell'appagamento della prova su strada, che Come tempi di arrivo di ordine? 3 mesi. 3 mesi. Adesso pensate che hanno attenzione che la presa di epoca. Quindi sono arrivate le macchine vediamo. 3 macchine concessionarie, ha deciso quali macchine far provare, quali no. A Trieste abbiamo la 150. Che sarei curioso di provarla perché questa qui secondo me è molto più giusta questa. Sì, se secondo Cioè, me non non lo lo so. sottodimensionato. Però magari c'è quello che dice 90 cavalli inizia a interessa non la prima, la seconda prima. Entriamo, la parcheggiamo lì E dopo torno dove eravamo prima. sì, sì, la mettiamo pure lì che così la macchina adesso mettiamo proprio così sì, sì, sì.